10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo, istituito dal Parlamento italiano con la legge del 2004, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Nella convinzione che il Giorno del Ricordo, con il suo carico di storia e di sofferenza, possa essere occasione di conoscenza e di riflessione, Mogliano Veneto ha celebrato questa giornata con la deposizione di fiori al monumento ai caduti. Erano presenti, oltre al presidente del Consiglio Comunale Ottorino Celebrin, l'assessore alle politiche culturali Giorgio Copparoni, il comandante della stazione Carabinieri Mogliano Veneto Dino Semenzato e le rappresentanze delle associazioni combattentistiche d'Arma. Nell'occasione della giornata, l'Associazione Culturale Moyan ha deposto una targa commemorativa in memoria delle vittime. Abbiamo voluto quest'anno, grazie all'Associazione Moyan che è stata da stimolo per la targa che è alle mie spalle, abbiamo voluto festeggiare in maniera un po' diversa il Giorno del Ricordo. Una giornata sicuramente per ricordare gli esuli, ma abbiamo voluto concluderla con un momento anche di festa con i prodotti del territorio, del Carso, dell'Istria, del prosciutto, del formaggio, del terrano, proprio per riunirci un po' con quello che è la tradizione anche enogastronomica delle terre che una volta erano Italia. La comunità istriana e dalmata è molto numerosa, quella moglianese, ed è a loro che vogliamo dedicare questa targa e dobbiamo continuare a creare questi momenti perché non vengano dimenticate queste tragedie che comunque nella storia sempre si ripetono. Ecco, per cui il nostro compito è anche quello di lasciare qualcosa alle nuove generazioni in maniera che i fatti tragici della nostra storia non si ripetano. Io mi sento un po' più coinvolto, essendo la mia famiglia d'origine una famiglia di esuli, ecco, per cui un grazie doppio alle associazioni d'Arma e all'Associazione Moyan che ci hanno aiutato in questa commemorazione.